Pronti? Vai, attacca. Pronti? Dai, con me. 1, 2.
vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, o Padre, e fa che sull'esempio della Beata Vergine Maria, illuminati dal tuo Spirito, aderiamo con tutta l'anima a Cristo tuo Figlio, così da vivere solo per Lui e a Lui solo piacere. Egli vive e regna dei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Gesù Cristo nostro Salvatore. Nel suo nome è tutta la nostra salvezza.
Rita, mettila come figlia, dai. Uno con l'altro. Guarda, là, ci sono una sulla figlia. C'è qui che da un po' da andare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi verso la Madonna, non soltanto con le pie pratiche, non solo le novene, il mese di maggio, anche la processione che abbiamo fatto questa sera, ma soprattutto possiamo onorarla portandola sempre con noi, avendola sempre nel nostro cuore e seguendo i suoi insegnamenti.
i suoi esempi di virtù. Maria Santissima, alle nozze di Cana, quando venne a mancare il vino, disse ai servi che non sapevano più come rimediare: fate quello che egli vi dirà. Egli era Gesù accanto alla Madonna: fate quello che egli vi dirà. E Gesù, sappiamo, fece riempire le idrie di acqua che diventarono vino e del migliore. La stessa cosa, cari fedeli, dice la Madonna a ciascuno di noi. Lei ci conduce a Gesù, ad Iesum per Maria, a Gesù per mezzo di Maria, per mezzo della sua materna benevolenza e protezione. E ci dice la Madonna, ci dice: fate tutto quello che egli vi dirà. Quel bambino che la Madonna porta in braccio.
Quello quasi. Non siamo già.